vi dico autorevole, più che autorevole agenzia di stampa AGI, con a fianco il suo validissimo amico, che pensate è venuto da Firenze, addirittura, da Firenze per festeggiare insieme a me il mio 40° compleanno. Ma come posso festeggiare il compleanno? Niki, ti va di venire a festeggiarlo con me? E allora festeggiamolo in maniera un po' situazionista, in maniera un po' originale. Io non ho mai votato, ovviamente, il dottor Berlusconi non l'ho mai votato e mai lo voterò, però dall'altra parte ho deciso di venire qua e sottrarmi alla mia festa di compleanno per gridare che cosa? Gridare insieme a Niki Giosino che se è vero che Berlusconi è stato condannato a 4 anni di galera in Cassazione, è altrettanto vero, perché è altrettanto vero, che non possiamo sputare, non si può sputare su un personaggio che comunque ha dato e darà il lavoro a 80.000 persone. Non possiamo nascondere la genialità del dottor Berlusconi, ma dopo 17 anni di inquinamento televisivo ho deciso di dire la mia, di scendere in politica. C'è stata poche settimane fa il voto, la decadenza che ha tolto la titolarità a Berlusconi in Senato, e allora con la foto di Berlusconi qui, che voglio simbolicamente fare uno spogliarello mostrando agli italiani un uomo, non si può sputare addosso a Berlusconi, non è giusto non dare a Cesare quel che è di Cesare. La foto in mano di Berlusconi? Perché quest'uomo che io ho criticato, caro Niki, tu che sei giovane, ho criticato per anni, un uomo che è stato condannato a 4 anni, un uomo che è andato a letto con Rubi, un uomo che ha fatto tutto quello che... ma è un uomo ancora oggi che sta dando del lavoro a 80.000 persone. 40° anno di età, ho scelto di entrare in politica con un movimento politico, movimento del sesso, dove spazio, ma si fermati, italiano senza palle, italiano senza palle. La politica può essere fatta al di fuori del Parlamento. Io concludo perché non ce la faccio più. Con un episodio emblematico. Roberto Fico, presidente della commissione vigilanza della RAI, Roberto Fico è stato, da quando è stato eletto come presidente della commissione di vigilanza, non riesco più a parlare con lui. Questo è sbagliatissimo.